Marotta, in queste elezioni torna il simbolo dell'Italia dei Valori, senza più il nome di Di Pietro, ma dopo la pausa delle politiche, con quali aspettative e con quali obiettivi? Ma noi siamo per un'Europa che non sia appunto un'unione solamente economico-finanziaria, ma che sia un'unione vera di popoli. Questo vuol dire anche che noi abbiamo coniato il nostro motto, che è europei non tedeschi. Il motivo c'è, si capisce lampante, non possiamo più continuare a subire la politica, la forte politica dei teutonici, perché non ci sono solo i tedeschi ma ci sono tutti i paesi nordici che tendono, i paesi più ricchi, tendono a dettare le regole, guarda caso, ai paesi non più poveri ma ai paesi più indebitati, quelli che hanno più problemi, tra cui purtroppo c'è anche l'Italia. Noi diciamo invece che la politica dell'austerità non porta a progresso, non porta a crescita, non porta a occupazione e noi dobbiamo andare oltre, ragion per cui noi vogliamo esserci in Europa proprio per cambiare questo tipo di cose che peraltro, bisogna dire, è stato favorito anche da chi ha governato precedentemente in Italia. Marotta, lei ha un'esperienza di consigliere regionale. L'Italia entro il 2015 dovrà impiegare 12 miliardi e mezzo di euro di fondi europei, altrimenti rischierà di perderli. La maggior parte di questi fanno proprio parte del fondo di sviluppo regionale. Chiedo a lei perché è tanto difficile utilizzare questi soldi per progetti che rimettano in moto la nostra economia? Ma io credo che questo sia uno dei problemi della nostra Italia, dove non c'è competenza e professionalità in alcuni campi che ci permetterebbero, l'esempio che fa lei è quello dei fondi appunto strutturali, dei fondi europei che potrebbero essere utilizzati al meglio. Basterebbe studiare meglio, basterebbe avere delle competenze in tema di procedure e di procedimenti e soprattutto basterebbe che nelle regioni, perché sono le regioni che potrebbero utilizzarle al meglio, ci fosse più professionalità anche tra noi politici, anche tra le persone che fanno la politica. Il problema è che c'è una contrapposizione talmente sfrenata che alla fine non si riesce mai a concludere e questo è un male, perché io penso che comunque in politica si possano avere dei risultati anche senza guardare le bandierine. Le faccio un esempio, vado controcorrente. Il sottoscritto come consigliere regionale, io sono di Italia dei Valori, con un assessore regionale di Forza Italia, siamo riusciti a mettere in moto un finanziamento per una casa per anziani, che non è una casa di riposo, che comporta comunque dei risparmi per la collettività, insieme, senza guardare le bandierine. Questo bisognerebbe replicarlo a tutti i livelli, questo purtroppo in Italia non è possibile. Il problema vero comunque sono anche le strutture, i burocrati, i tecnocrati. Se noi i tecnocrati li lasciamo fare tutto quello che vogliono e però non rispondono al potere politico, che però dovrebbe avere la competenza e la capacità di essere nella materia, noi non andremo da nessuna parte.